Ciao, io sono Veronica e abito in questo quartiere, esattamente in questo palazzo. Questi sono i lavori che ha fatto il comune qualche anno fa e a quanto pare non sono stati fatti come si deve, perché è assurdo che il palazzo si sgretoli in questa maniera. Questo è uno dei tanti problemi che sono presenti in questa zona, perché non si tratta solo di ristrutturazione, di malfunzionamento delle fogne. I problemi sono tanti e bisogna trovare assolutamente una soluzione. Un altro problema molto grave è quello delle fognature. Le fognature sono totalmente piene. Se noi andiamo a vedere in questa o quell'altra fognatura che è dalla strada, praticamente appena piove un pochettino di più del solito esce fuori l'acqua. Facendo qualche passo più avanti, da praticamente sotto casa mia, che è il numero 9, al numero 14, potete vedere che il problema c'è anche qua. Per esempio l'asfalto qui ha le spaccature per tutta la strada. Tra un po' ci crollerà il suolo sotto i piedi. Poi cambiamo numero civico, ma il problema è sempre lo stesso. Non credo che gli abitanti di questa abitazione non abbiano fatto domanda al comune per potergli cambiare le finestre, visto che guardate come sono messe. Anche queste sono all'insegna del degrado. Ormai via Melugo uguale degrado. Tutti chiedono ma nessuno risponde. L'unico momento in cui cercano ovviamente i cittadini di via Melugo è solo quando c'è periodo di votazioni, che hanno bisogno di voti. Promettono ma non fanno proprio niente.